Eccoli, sono lì. La gloria, la speranza, l'onore, la voglia di dimostrare e di dimostrarsi, ma soprattutto è lì il secondo posto. Bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo, verso l'infinito e oltre. Serie D girone A, Sestri Levante Chieri, benvenuti. 11°, subito ospiti all'attacco, palla filtrante alta per Pasquero che allunga il piede e riesce a deviarla al Sestri Levante, si salva, che pericolo. 15°, vi mostriamo la giocata vana ma spettacolare di Firenze, nessun patema ma classe da vendere. 22°, ancora Firenze che fa tutto da solo, scatta sulla fascia, si accentra, tenta la conclusione, Tunno para senza problemi. Vi facciamo vedere un tifoso del Sestri Levante particolarmente temerario, anche questo è amore. 32°, Longobardi sulla sinistra, mette la palla al centro per Firenze che tenta il tiro a giro, alto di poco. 42°, Semioli prende palla, salta un uomo, lascia partire il tiro dalla distanza, Stancampiano attento, para. Terzo minuto, inizia il secondo tempo con i corsari all'attacco. Pescatore dalla distanza, pallaccia alta. Sesto, palla tra i piedi di Semioli che danza, passa a Spera che lascia partire lo shoot, fil di palo e fuori. 19°, rischio Sestri, Valenti lascia partire il tiro, deviazione beffarda e la traversa, salva Stancampiano da un gol davvero rocambolesco. 23°, palla Longobardi che dialoga con Boisfer che entra in aria e cade, decisione, nulla di fatto, per l'arbitro è tutto regolare. Giudicate voi grazie alle immagini di Luigi Pittatore. 30°, calcio di punizione, finta di tiro, passaggio a Longobardi che lascia partire la bordata che si stampa sul palo. Tiro incredibile ma la fortuna non assiste i padroni di casa. 32°, ancora i rossoblù dal limite, Melli lascia partire il tiro, Tunno si supera. 43°, quando sembra tutto finito, Longobardi sulla fascia fa tutto da solo, salta un uomo, ne salta un altro, lascia partire il tiro e questa volta è quella buona. Grandissima azione personale del bomber corsaro che potrebbe regalare una vittoria incredibile al Sestri Levante. Vittoria al cardiopalma per il Sestri Levante che conquista il secondo posto e continua a sognare.